Io sono tornato dal Brasile un mese e mezzo fa, ho visitato i 3 stati a sud, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, dove l'85% della popolazione è di origini venete, dove l'85% della popolazione parla la lingua veneta, che là chiamano Talian, e là mi raccontavano storie incredibili, mi raccontavano delle prime ondate migratorie che iniziarono un anno dopo l'Unità d'Italia. Vuol dire che subito dopo l'Unità d'Italia la nostra gente ha cominciato a auto-organizzarsi per fuggire dalla morte. Chissà quanti morirono qui perché magari non poterono fuggire, ma quanti mi hanno raccontato morirono nella traversata oceanica, oppure perché là trovavano territori impervi, trovavano foreste, trovavano belve, trovavano territori di terra dove magari era impossibile coltivare, perché le prime migrazioni venete andarono addirittura dove si potevano coltivare soltanto piantagioni di banane, una coltivazione che i nostri veneti non sapevano gestire, in climi totalmente contrari anche a qualsiasi forma di vita. Dove c'erano foreste, i veneti comunque arrivarono e costruirono civiltà, quindi c'è anche il lato positivo poi di questa triste storia. Però di quei morti veneti nessuno si ricorda, e furono sicuramente migliaia e migliaia e migliaia di persone. Ma la cosa più negativa, se possiamo paragonare questi tragici, diciamo, paragoni, la cosa più negativa è la morte culturale. Perché a volte ci fa tanta specie vedere la morte fisica, le uccisioni, le barbarie, ma la morte nostra identitaria, il fatto che nei nostri libri di storia 1100 anni vengano ridotti in 5 righe, non è mica una morte culturale anche quella? Il fatto che crei una polemica di 3-4 giorni sui quotidiani perché domenica alzeremo una bandiera che ha più di 1000 anni di storia, non è mica forse un tentativo di uccidere la nostra cultura?